Non sempre i santi nascono tra le rovine. A volte nascono tra i velluti, ma imparano presto che nulla è solido se non l'anima. Charles-Joseph Eugène de Mazenot vide la luce in una casa nobile d'Aix-en-Provence, ma l'infanzia non fu lunga. La rivoluzione scoppiò come un tuono sopra i tetti di Francia e le fondamenta dell'aristocrazia tremarono. Il piccolo Eugène, ancora bambino, dovette abbandonare tutto. La patria, i palazzi, i servitori, i giochi di infanzia. Lasciò la Francia stringendo la mano di suo padre, mentre sua madre, incapace di seguirli, restava dietro come un'eco spezzata. L'esilio è una parola fredda, ma per Eugène divenne la culla della grazia. A Nizza, poi Torino, Venezia, Napoli, Palermo. Ogni tappa era una lezione, ogni notte una domanda. Perché Dio ci ha tolto tutto? Chiedeva in silenzio. Il denaro finì presto e con esso anche l'onore. Non erano più nobili, ma profughi, costretti a vivere di espedienti, a mendicare ospitalità, a guardare la nobiltà decadere nell'umiliazione. A Venezia qualcosa accadde. Tra le calli ombreggiate, un prete divenne per lui guida e rifugio. Gli insegnò la fede non come dottrina, ma come respiro. Gli mostrò che la croce non è solo simbolo, ma direzione. Fu lì, tra le brume silenziose della laguna, che il ragazzo ferito da Dio imparò a sentire Dio nel dolore. Ogni sera, davanti al tabernacolo, Eugène piangeva. Ma quelle lacrime non erano disperazione, erano un battesimo nuovo. Rientrò in Francia quando l'onda rivoluzionaria si placò. Era cambiato. Non più il figlio dell'aristocrazia, ma il pellegrino dell'anima. Il volto scavato, il cuore affilato dal silenzio. Vide una patria vuota, chiese devastate, popolo smarrito, religione ridotta a cenere. In quella Francia lacerata, Eugène sentì che il suo compito era uno solo: riaccendere la fiamma della fede dove il vento del mondo l'aveva spenta. Entrò nel seminario di San Sulpizio a Parigi, non per ambizione, ma per gratitudine. Aveva conosciuto il dolore e ora voleva curarlo negli altri. Aveva perso tutto e voleva offrire tutto. Voleva ridare a Dio ciò che Dio gli aveva insegnato, che nella frattura vive la chiamata. Fu ordinato sacerdote in un tempo in cui la speranza sembrava un ricordo. La Francia post-rivoluzionaria era una terra smarrita. Le chiese, un tempo fulcro del villaggio, erano ora spettri. I fedeli, disorientati, confondevano la fede con le superstizioni. I poveri erano sempre più soli, i giovani, senza guida, i contadini, ridotti a bestie da soma. Ma Eugène non si scoraggiò. La sua missione cominciò proprio da lì, dalle crepe del mondo. Non volle grandi cattedre, non cercò parrocchie prestigiose, cercava le prigioni, le campagne, le baracche. Andava dove la lingua francese nemmeno arrivava. Per questo predicava in provenzale la lingua dei cuori semplici. Lo faceva con passione, con lacrime agli occhi. Non era un oratore, era un fratello. Non un moralista, ma un uomo ferito che parlava a uomini feriti. Nel 1816, insieme a pochi compagni, fondò la Società dei Missionari di Provenza. La gente li chiamava oblati perché si offrivano, si donavano, si consumavano. Vivevano con poco, viaggiavano molto, dormivano dove capitava. Ma dove passavano, la terra tremava. Le famiglie tornavano a pregare, i peccatori a confessarsi, i bambini a ridere. Facevano catechesi nelle stalle, messe sotto le querce, confessioni sotto la pioggia. Portavano l'Eucaristia nei campi, il Vangelo nelle locande. Molti ridevano di loro, ma i poveri li amavano, perché vedevano in loro qualcosa che il mondo non sapeva più dare. Dio che cammina con l'uomo. Eugène non si risparmiava. Era instancabile, scriveva, predicava, consolava. E quando era solo, pregava. Pregava per chi non pregava.
Piangeva per chi non sapeva più piangere. Era come un pastore che si fa pecora, come un faro che si spegne per accendere gli altri. Non cercava il successo, cercava le anime. Il suo motto divenne un grido: mi ha mandato a evangelizzare i poveri. Un grido che squarciava l'indifferenza, che risvegliava coscienze. Era un uomo che aveva fatto dell'umiliazione un altare. Un santo che non voleva essere tale. Solo una voce che ricordava al mondo che Dio è vicino a chi è spezzato. Quando il Papa lo nominò vescovo coadiutore di Marsiglia, Eugène rimase in silenzio, non perché mancasse la parola, ma perché avvertì il peso. Sapeva che non era un'onorificenza, ma una croce nuova da portare, e accettò, come sempre aveva fatto, non per ambizione, ma per obbedienza. Marsiglia era una città in tumulto, cresceva a dismisura, tra porti e immigrati, fabbriche e povertà. Ma la fede languiva. La gente viveva stretta nei quartieri umidi, dimenticata da Dio e dagli uomini. Eugène non si chiuse mai nel palazzo episcopale. Camminava per i vicoli, ascoltava le madri, parlava coi marinai. Si sporcava le mani. Lo si vedeva inginocchiato nei confessionali, con la stola frusta e gli occhi lucidi. Vescovo sì, ma sempre prete nel cuore. Non fu solo pastore. Fu anche costruttore. Vide la necessità e rispose con le pietre. Fece nascere 22 nuove parrocchie, conventi per suore, scuole per i poveri. Non voleva solo convertire, voleva educare, nutrire, custodire. Il suo sogno più alto si innalzò sul promontorio che guarda il mare, la basilica di Notre-Dame de la Garde, la Bonne Mère, che ancora oggi veglia su Marsiglia. Un santuario di pietra e luce, per ricordare che anche i porti più bui hanno un faro che non si spegne. Ma costruire non fu mai più importante del curare. Il clero ai suoi tempi era spesso tiepido, confuso. Eugène li formava con rigore, come un padre severo che ama fino in fondo. Siate santi, diceva, siate veri. La gente non ha bisogno di funzionari, ma di testimoni. E quando gli contestavano il suo ardore, rispondeva solo con i fatti. Andava dove nessuno voleva andare. Difendeva chi nessuno voleva difendere. Le autorità lo temevano, i poteri lo contrastavano, ma lui non cercava alleati. Cercava solo verità. In un'epoca di compromessi, lui restava saldo come roccia. La sua autorità non veniva dal rango, ma dal dolore vissuto, dalla preghiera silenziosa, dalla misericordia che aveva imparato nell'esilio. Fu durante una missione pastorale tra i malati che un giovane gli chiese: «Monsignore, come si fa a non cedere mai?» Eugène sorrise, guardando una croce appesa a un muro scrostato. «Si cede», rispose piano. «Si cade spesso. Ma se ci si rialza per amore, allora si è vinto». Era questa la sua forza, non l'assenza di debolezza, ma la fedeltà nel dolore. E così fu, vescovo e servo, padre e fratello, architetto e contemplativo, un uomo intero, donato fino all'ultima goccia. La primavera dell'861 fu più fredda del solito a Marsiglia. Eugène, ormai stanco, sentiva che il tempo si avvicinava, ma non aveva paura. Come chi ha corso tutta la vita con ardore, non temeva il traguardo. Nella sua stanza, semplice come un eremo, c'erano solo un letto, una croce di legno e le lettere dei suoi oblati. Nessun lusso, nessuna gloria terrena. Le sue ultime settimane furono piene di silenzio e lacrime. Venivano da lui religiosi e laici, donne del popolo e notabili, mendicanti e bambini. Tutti volevano stringergli la mano, tutti sentivano che stava lasciando un vuoto che nessuno avrebbe colmato, ma lui li confortava, li guardava uno a uno, come se li stesse consegnando a Dio. «Pratica della carità», sussurrò una sera. «Zelo per le anime». Furono le sue ultime parole,
scolpite nel cuore dei presenti come Vangelo eterno. Morì il 21 maggio. Le campane suonarono a lutto, ma in tanti piansero con gratitudine. La città non aveva perso un vescovo, aveva guadagnato un santo. Il corpo fu sepolto nella cappella della casa madre degli Oblati, tra quelli che aveva generato come figli. Ma la sua anima si sparse come vento tra i continenti. Oggi i suoi missionari sono presenti in oltre 70 paesi, dalle periferie di Lima ai deserti del Chad, dalle metropoli del Canada ai villaggi dell'Asia. Portano acqua dove non c'è, parole dove il silenzio è disperazione, Eucaristia dove la notte sembra eterna. Ma più della congregazione resta il fuoco di un uomo che aveva perso tutto e per questo aveva trovato tutto, che non costruì un impero ma una fraternità, che non cercò di piacere al mondo ma a Dio solo, che non fu mai perfetto ma sempre vero. Sant'Eugenio de Mazenod non lasciò libri celebri, non scrisse trattati immortali. Lasciò qualcosa di più raro, una fiamma che ancora arde quando tutto attorno è cenere.